Bentrovati a In Giro. Oggi siamo in giro idealmente perché, come vedete, siamo nei nostri studi, ma vi portiamo molto in giro, molto lontano, perché parliamo di quello che è il contributo davvero con il cuore che danno i Focolars Furlans, l'ente Friuli nel mondo, al Giro d'Italia. Per scoprirlo, ovviamente, il nostro ospite è Loris Basso, presidente dell'ente Friuli nel mondo. Ben trovato intanto. Anche a voi. E ci sono quelle cose, insomma, che si sentono ancora di più quando si è lontani. Molto spesso lo sport, anche grazie poi alla visibilità che ha il Giro d'Italia, è una di quelle occasioni che i friulani nel mondo non vogliono perdersi per rivedere i loro luoghi. Ma ci sono due Focolars poi che partecipano in modo particolare, lo scopriamo appunto in questo appuntamento. Però partiamo da qua, intanto il Giro è una di quelle cose che non ti puoi perdere per sentirti vicino a casa. Ma sicuramente rappresentare oggi l'ente Friuli nel mondo vuol dire rappresentare tutti i friulani e i 160 Focolars Furlans, quasi 160, che sono sparsi in tutto il mondo, in tutti i 5 continenti, e dove i nostri friulani da oltre un secolo hanno voluto, si ritrovano in questi Focolars, sì, ovviamente per rivedere oppure rivalutare i propri valori identitari, la cultura, ma ovviamente con lo sport, quindi vicino all'Udinese. L'Udinese Calcio ovviamente è molto seguita, ma ancora di più in questo particolare periodo, in questo mese di maggio, sicuramente sempre il Giro d'Italia, perché come dicevi giustamente tu, rivedono i loro luoghi e quindi già allora nel 2010, e quindi dobbiamo ringraziare soprattutto il friulano che è nel cuore di tutti i nostri emigrati, che è Enzo Cainero, perché ha avuto questa brillante idea di dedicare proprio la partenza del 2010 alla migrazione, agli emigrati, e quindi allora la federazione dei Focolars Furlans del Canada ebbero l'idea di dedicare l'arrivo del Gran Premio della Montagna a Ligosullo proprio ai friulani, quindi fare questa targa che poi si è stata ripresentata nel 2018, proprio Muris di Ragonia, addirittura è arrivato in Friuli Collavino, un altro grande rappresentante della nostra emigrazione, perché lui è nativo proprio di Muris di Ragonia, e quindi poi nel 2020 e poi quest'anno col bellissimo arrivo a Castelmonte. E dicevo che sono due i Focolars Furlans che sono coinvolti, uno proprio direttamente anche da quello che è l'arrivo di tappa di quest'anno, appunto. Ma sicuramente parte negli anni 60 la bellissima avventura dell'emigrazione friulana nella periferia di Buenos Aires. A Buenos Aires i nostri friulani ovviamente risalgono a quasi un secolo fa, c'è la nonna, 95 anni quest'anno, che è il Focolar Furlan di Buenos Aires. Negli anni 60 Cimberli e Pizzoni, due preti friulani mandati proprio dalla curia di Udine a seguire gli emarginati della periferia di Buenos Aires. E lì ovviamente c'erano anche tanti friulani che quindi ritrovavano in questa unione anche religiosa i loro sentimenti, e poi subito dopo, negli anni 67, acquistarono un terreno. Dal terreno ovviamente i Furlans hanno costruito la chiesa. Negli anni 70 arrivò la prima immagine di Castelmonte, perché ovviamente tanti arrivavano proprio dalla parte del Cividalese, ma i friulani la Vergine di Castelmonte. E negli anni 80 e negli anni 70, subito dopo, ricordiamo, 150 emigrati friulani vennero proprio in pellegrinaggio a Castelmonte e riportarono a Buenos Aires l'immagine, la coppia in legno della Vergine di Castelmonte, e qui nasce l'unione friulana di Castelmonte, quindi questo Focolar Furlan, questo secondo Focolar Furlan di Buenos Aires. E si seguirono diversi altri preti, ma voglio ricordare l'attuale, no? Don Claudio Snidero, che dell'85 prende in mano questa unione dei friulani assieme a Giovanni Chialchia, che è l'attuale presidente del Focolar Furlan di Buenos Aires, e realizzarono una bellissima coppia dell'Istituto Professionale di Cividale, voglio dire. Lo realizzarono proprio a Buenos Aires per aiutare, dando non solamente aiuti economici, ma insegnando un mestiere, formazione a tanti giovani. Si parla di oltre 1 migliaio di giovani che si sono formati, hanno imparato un mestiere.
dimentico il passaggio che ovviamente vicino alla chiesa negli anni 80-85 venne anche costruito il campanile, perché non c'è un campanile che non rappresenti ovviamente la comunità friulana, e le campane furono donate allora dal comune di Udine e dai Cappuccini di Castelmonte, quindi una bellissima storia. E proprio da là, da Buenos Aires, allora ci arriva questo saluto. A voi saluto dall'Argentina e per tutti i corridori. Un onore per noi che il Giro d'Italia arrivi fino a Castelmonte. Mandi, mandi. Come doy la parola al nostro rector, Monseñor Claudio Smith. Ed è un onore per me veramente di voi poter comunicarvi di qua, de Buenos Aires, aquí que está en la sola montaña de Madonna di Monte. Y de gracias al Señor que nos ha unido mediante esta presencia de la Madonna, que a partir de là 52 anni fa è arrivare qua per chattarsi con tutti i furlans che sono da questo gran paese che è l'Argentina. Grazie, Signore, perché nos has mandato queste Madonne e ti prego che queste Madonne puedan tenernos unidos siempre. Nos mande una benedizione a tutti che stanno là, che puedan vivere queste giornate di feste, di allegria, e crea una presenza anche per guardarsi in tutta Italia di ciò che è il Friuli. Grazie e qualche passaggio per qua venite a visitarnos da questo santuario qua di Madonna di Monte di Podestà, Buenos Aires. Us doy la benedizione al Signore e che vivi fin là e in talcun di tutti i Friuli e di tutte le famiglie che vivono in questo bel paese che è il Friuli. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Abbiamo scoperto, ascoltato questa bella storia con il presidente Loris Basso, grazie per avercela raccontata, però abbiamo detto appunto anche il Fogolar Furlan del Canada che più volte ha voluto essere presente appunto con questa bella iniziativa. Noi siamo andati con Daniele Micheluzza a Zoppola da Claudio Petris a farci raccontare di più appunto anche su questa storia. La tappa del Giro da Marano Lagurare al santuario di Castelmonte fa una piccola deviazione virtuale attraverso Zoppola con un collegamento particolare con il Canada. Il perché ce lo spiega Claudio Petris. Ecco, qual è l'iniziativa a cui avete dato vita? Beh, i friulani emigrati in Canada diciamo, hanno una grande nostalgia per il loro paese, la regione, l'Italia in generale e diciamo colgono ogni occasione, diciamo il terremoto è stato quella più eclatante, diciamo di essere presenti, di essere vicini alla realtà dove ha ancora le radici, diciamo. È un paesano qui di Zoppola, Alberto De Rosa, mi ha telefonato 4 anni fa chiedendomi se c'era la possibilità di inserirsi in una iniziativa collegata al Giro d'Italia. Ecco, da lì è iniziato, lui è riuscito a coinvolgere la federazione dei Fogolars canadesi, sono 16 Fogolar riuniti in una federazione, alla presidenza attualmente Giottoso. Questa iniziativa come si svilupperà? Lo vediamo anche dalla targa che ha in mano. Sì, diciamo non scelgono un traguardo eclatante, importante, ma dei traguardi fra virgolette minori. Diciamo negli anni scorsi hanno premiato il primo passaggio sul Monte Rest o su Palabarzana e quest'anno è il Passo Solarie che è il punto, diciamo, è la montagna dove è deceduto il primo caduto, diciamo, della Prima Guerra Mondiale, Riccardo Giusto. Un legame, quello del Friuli, particolare con il Canada. Ecco, tanti nostri corregionali sono là, tanti friulani. Sì, e diciamo già il fatto che ci sono 16 fogolar vuol dire che diciamo, c'è una presenza distribuita in tutto il territorio. Si parla che diciamo, l'emigrazione friulana in Canada sia
raggiunga quasi gli abitanti attuali del Friuli Venezia Giulia. Ecco, quando avverrà la consegna di questa targa, insomma, alla fine della tappa, immaginiamo, da parte di qualcuno in particolare? Sì, di questo dobbiamo ringraziare in primis Enzo Cainero, che è sempre ha accolto a braccia aperte, diciamo, questa iniziativa ed è sempre disponibile. Quindi compatibilmente con i problemi del Covid, lui consegnerà al primo corridore che passerà sul Passo Solarie a fine tappa. Ci sarà anche qualcuno dal Canada, del Focolars, che verrà ad assistere alla tappa, o insomma lo seguiranno da là virtualmente con il cuore qui? No, il presidente della federazione mi ha appena confermato la sua presenza nella giornata del 27 maggio. Un motivo in più, insomma, per sperare anche che possa essere magari un friulano che partecipa al Giro di quest'anno ad aggiudicarsi questa targa, sarebbe bello. Assolutamente sì, penso che sia nel cuore di Cainero e non è ancora arrivato, ma diciamo mi pare che ha deciso che non mollerà finché non vede un friulano che arriva primo sto traguardo nelle terre del Friuli. E allora grazie a Daniele Micheluz e a Claudio Petris, grazie ovviamente a Loris Basso per essere stato con noi. Ci rivediamo al Giro allora. Sì, e grazie a Telefriuli perché ovviamente con le sue immagini ci fa conoscere il nostro bel Friuli a tutti i friulani che sono, come dicevo, sparsi in tutti i 5 continenti. E noi allora ci rivediamo domani sempre in Giro, aspettando il Giro d'Italia.